Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. E scontro sul video che riprende la giudice apostolica, una manifestazione contro Salvini. Il documento sarebbe stato girato da un carabiniere senza alcuna finalità. I vertici dell'Arma hanno subito informato la magistratura catanese. La disoccupazione in Sicilia tocca punte anche del 40%, ma non si trovano muratori, camionisti commessi, mentre a Roma decine di migliaia di lavoratori sfilano alla manifestazione organizzata dalla CGIL che secondo Landini tiene in piedi questo paese. Reati sui minori in aumento, soprattutto in ambiente familiare. Al nostro TG le parole di Don Fortunato Di Noto, l'abuso sessuale sui più piccoli e omicidio psicologico. Per una volta Vietnea, il salotto buono di Catania, i grandi centri commerciali ne stanno provocando il lento, inarrestabile declino commerciale, ma l'isola pedonale, da Piazza Sisiforo al Duomo, resta il passeggio più attraente e affollato della città. Serie B prosegue la marcia trionfale del Palermo, i rosanero sbancano Modena e salgono al secondo posto in classifica. Ancora buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. Apriamo con un nuovo video e dunque la polemica scatenata dalla presenza del giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione pro migranti nel 2018. Un video, la ripresa, un altro video che è stato girato da un carabiniere con il suo cellulare, insomma è stato postato dai social dal vice premier Matteo Salvini, appunto mostrava la giudice ad una manifestazione al Molo di Catania il 25 agosto del 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati su una nave Diciotti. State vedendo le immagini diffuse in esclusiva dall'agenzia stampa La Press. Ora il militare rischia di finire iscritto nel registro degli indagati. Tra i reati ipotizzabili c'è l'abuso d'ufficio, la rivelazione e ufficializzazione dei segreti d'ufficio. Era stato proprio un carabiniere in congedo che aveva svolto servizio al Palazzo di Giustizia catanese, l'attuale deputato leghista Anastasio Carrà, a identificare nel video la magistrata che non ha convalidato il trattenimento di 4 richiedenti d'asilo tunisini nel centro di Pozzallo, disapplicando di fatto il decreto Cutro voluto dal governo Meloni. Carrà, il deputato leghista, afferma comunque di non aver visto il video prima che Matteo Salvini lo pubblicasse sui social. Non sono mai stato in possesso di quel video, ha detto appunto il deputato. Alla fine dunque arriva, e lo avete visto in questo video, un ulteriore elemento di chiarezza sul controverso filmato che ha scatenato appunto la polemica politica. Adesso ci occupiamo di lavoro, diritti, occupazione, caro vita. Più di 1 migliaio di siciliani ha partecipato a Roma alla manifestazione nazionale della CGIL. Il segretario Landini dice il lavoro tiene in piedi il paese, mentre il governo non ci ascolta. Tutto questo è un paradosso, ce ne parla in questo servizio Tonino De Mano. In 100.000 per reclamare diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Infermieri, medici, operatori ecologici, polizia locale, educatrici, assistenti sociali, vigili del fuoco, disoccupati, pensionati, tanta gente comune. Uno spaccato d'Italia è stato chiamato a raccolta dalla CGIL, dandosi appuntamento a Roma dove c'erano tanti carrelli della spesa per protestare anche contro il caro vita. È la piazza di chi paga le tasse e va ascoltata. Ha esordito così il segretario generale Maurizio Landini, che dal palco di Piazza San Giovanni ha lanciato l'ennesimo grido d'allarme. È il lavoro che tiene in piedi questo paese, il governo ci ascolti, per poi sollecitare l'introduzione del salario minimo per contrastare le paghe da fame. La via maestra, insieme per la Costituzione, è stata occasione per parlare di diritti molte volte traditi o calpestati. C'è stata una prostituzione morale sul corpo sacro della Costituzione, ha spiegato Don Luigi Ciotti. Servono scelte politiche democratiche giuste, diversamente dobbiamo essere una spina propositiva per chi non fa le cose giuste. Sicilia, degnamente rappresentata con oltre 1000 partecipanti della CGIL, buona parte dei quali provenienti dalle province di Catania, Palermo e Messina. L'isola si conferma però terra di paradossi, mentre si scende in piazza per il lavoro che non c'è. La disoccupazione in Sicilia è al 17%. Uno studio del CGA di Mestre rivela che non si trovano camionisti, muratori e commessi. Quasi la metà delle imprese di trasporto non è infatti riuscita a trovare conduttori di mezzi pesanti e camion da poter assumere, e mancano l'appello anche gli addetti delle pulizie. Quasi una beffa se si considera che Caltanissetta 40,5% e Siracusa 38% fanno registrare preoccupanti numeri alla voce disoccupazione.
Reati commessi ai danni dei minori in aumento, per lo più sono abusi che avvengono in ambiente familiare. Il presidente di Meter, un'associazione Onlus, Don Fortunato Di Noto, parla al nostro telegiornale, dice: la violenza sessuale sui piccoli è omicidio psicologico. L'ho intervistato Francesco Aloi. I minori sempre più vittime di reati è quanto emerge dal dossier in difesa 2023 di Terre des Hommes sui dati della Polizia di Stato. Dal 2021 al 2022 più 9% di casi soltanto in Sicilia. Da 564 sono passati a 616. Gli autori dell'abuso dovrebbero un po' vergognarsi da questo punto di vista. Un'educazione alla vergogna potrebbe essere qualcosa di importante, il rossore della vergogna potrebbe essere l'occasione buona anche per loro di fare un percorso di riparazione. Diverse le tipologie di reato che colpiscono soprattutto il sesso femminile, dal più estremo l'omicidio volontario alla pornografia, passando per le violenze sessuali. 45 casi nel 2021, 56 nel 2022, il 24% in più. Su anche quelli di violenza sessuale aggravata, più 39%, e gli atti sessuali con un minore, più 9%. L'abuso sessuale sui minori è veramente un omicidio psicologico, distrugge la vita dei minori, li rende quasi inabili ad una relazione poi sociale. Trend in crescita anche a livello nazionale, quasi 6.900 casi soltanto nel 2022, il 10% in più rispetto all'anno precedente. Ognuno è una storia a sé, ma certamente tutti sono segni che resteranno nella memoria dei giovanissimi che li subiscono. Difficile riuscire a cancellare orrori del genere, abusi che nella maggior parte dei casi si consumano in ambiente familiare. Fondamentale la prevenzione, parlandone nelle scuole, ed importantissimo anche denunciare. Sono le due armi per ridurre sempre più questi orribili fenomeni. A Palermo, da un lato i rifiuti che bruciano davanti ai cassonetti stracolmi, dall'altro pioggia di multe per chi non rispetta la raccolta differenziata. I cittadini protestano e allora ci racconta tutto Manlio Viola. Rifiuti che bruciano da un lato, pioggia di multe dall'altro. È una situazione difficile quella di Palermo. Si tratta di uno dei grandi temi rimasti incompiuti rispetto al programma di 5 emergenze identificato dal sindaco in campagna elettorale. Risolta l'emergenza cimitero e tamponata quella economica, restano in piedi rifiuti, sicurezza e strade dissestate. Così allo Zen di Palermo tornano gli incendi appiccati ai rifiuti dopo qualche giorno di tregua. Nella notte scorsa alcuni roghi hanno interessato il quartiere, fiamme e fumo a cataste di spazzatura abbandonate per strada o all'interno di cassanetti ormai traboccanti. Se da una parte incidono gli abbandoni indiscriminati, dall'altra c'è sempre qualche problema anche nella catena della raccolta dei rifiuti, un servizio perennemente sul filo dell'emergenza per le più svariate motivazioni. E intanto si registra una pioggia di multe nell'ambito dell'operazione congiunta condotta dalla Polizia Municipale e da quella provinciale. 8 le squadre impegnate sul territorio. I controlli sono stati condotti in 2 aree della città, una in centro storico, ovvero quella compresa fra via Napoli e piazza Venezia, l'altra in periferia all'interno del quadrante fra via Laudicina e via Galletti. Sono 24 in totale le sanzioni amministrative comminate per una cifra complessiva intorno ai 2.500 euro. 12 verbali da 160 euro ciascuno sono stati comminati per conferimenti fuori orario, mentre altrettante sanzioni da 50 euro ciascuna hanno visto protagoniste violazioni delle regole sulla raccolta differenziata. Infine multe per la migrazione di rifiuti, ovvero per il conferimento di rifiuti fuori dalla zona assegnata di residenza. Adesso a Catania c'era una volta via Etnea, una zona di Catania che in qualche modo appartiene anche alla storia, la metamorfosi, il fascino e il declino del salotto buono di Catania, raccontato in questo servizio di Tonino De Mano. Una storia lunga almeno 300 anni, durante i quali è cambiata, ha mutato aspetto, è stata sventrata da bombe e terremoti, si è rialzata e ricaduta, ma ha sempre conservato il suo fascino. Parlare con un catanese di via Etnea è come aprire uno scrigno, un angolo dei ricordi più o meno sbiaditi, comunque indimenticabili. Per molti non è una strada ma un teatro all'aperto nella città più teatrale d'Italia, dove grandi e piccoli, ricchi e poveri si sono sempre ritrovati per una semplice passeggiata, per un acquisto importante o per cercare qualcosa che altrove non si trovava.
Ricordo Pavia, ricordo Mimmo Consoli, ricordo Caffish che nel 2000 chiuse. Ovviamente ci fu il boom anche degli anni 80 del jeans, che fu diciamo, l'apice di quel momenti che i ragazzi portarono come moda. Una Catania che forse non esiste più, ma che resta nel cuore, nella mente, attraverso i ricordi che vengono tramandati di generazione in generazione. Passeggiavo qua con mia mamma, mio papà, si passeggiava per dire, si comprava un gelato, si mangiava, c'erano gente che vendevano i semi, quelli bristoliti. Poi arrivavamo a casa, ma si passeggiava tranquilli. Oggi lei è tranquillo, non può passeggiare. C'era l'autobus che sto cacciando, che con che stiamo dicendo, che file, arrivava e veniva a lavorare. Ma era l'altro mondo, causa perché c'era una volta in questa piazza, tutte baracche, che venivano la pasta, o pane, tutte queste cose qua. All'angolo c'erano i muti che venivano i caramelle. E c'è chi ha trovato anche l'amore. Trovai una ragazza che mi toglieva l'inglese, basta, la signora mi sposa e dice, guarda, per lei ho provato una simpatia particolare, se desideri fidanzarmi con lei, ho 14 anni, 15 anni. Io non venivo per farmi fidanzata, io qua venivo per passeggiare. E invece poi col tempo ho saputo dove abitare e dove andavo mia moglie. Un tempo Milano del Sud, Catania, vive un lento ed inesorabile declino con l'avvento dei centri commerciali che hanno svuotato via Etnea, il cui appeal resta intatto soltanto da Piazza Duomo fino all'incrocio con Viale Regina Margherita. Da lì in poi e fino al borgo, ma anche più su, è un susseguirsi di saracinesche abbassate, attività scomparse e palazzi che cadono a pezzi, ma che nascondono l'anima di una Catania fiera, operosa, fantasiosa e più che mai nostalgica. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora buongiorno e bentrovati a questa seconda parte del nostro TG del mattino. Apriamo un'ampia pagina di calcio, partiamo con il Palermo che continua a vincere. Rosanero battono fuori casa il Modena per 2-0, consolidando il secondo posto in classifica. Di Henderson e Mancuso le reti del successo del Palermo. Marco Gullà. Il Palermo è inarrestabile, Rosanero che sbancano anche il momento. E dal Magic Moment del Palermo ci spostiamo a Catania, che affronterà in casa il Latina dopo le vittorie di Caserta e in Coppa col Messina. Gli etnei cercano il tris, in questo servizio ce ne parla Marco Carli. Catania Latina con Pelligra allo stadio. Il presidente rossazzurro annuncia la sua presenza ringraziando i tifosi che hanno sottoscritto in totale quasi 14.000 abbonamenti. Uno splendido esempio di partecipazione, dice Pelligra, ed in effetti il dato numerico colloca la tifoseria etnea immediatamente alle spalle delle big di Serie A. Un Massimino come sempre gremito farà dunque da cornice ad un match importante per il Catania che vuole dare seguito a quanto fatto vedere a Caserta e in Coppa con il Messina. Intanto gli etnei devono fare i conti con le bizze del calendario della Lega Pro che, data l'indisponibilità attuale dello stadio Fanuzzi di Brindisi, dispone il rinvio di 2 giorni del match fra i pugliesi e la Juve Stabia e il contemporaneo slittamento della gara fra Stabiesi e Catania, originariamente prevista per il 14 ottobre e che si giocherà invece domenica 15 alle 14. Il tutto farebbe spostare il recupero fra Brindisi e Catania al 1 novembre con un calendario intasatissimo per i rossazzurri, attesi poi a Potenza e a Cerignola e dunque con 3 trasferte di fila in campionato in 12 giorni e una partita in casa ma in Coppa contro il Picerno l'8 novembre. Questo è il futuro, ma intanto c'è il presente che si chiama Latina. Tabbiani ancora le prese con le assenze. I primi a tornare dovrebbero essere Rizzo, Dubizcas e De Luca, ma dalla settimana prossima ci sarà invece Zanellato. Formazione iniziale probabilmente uguale a quella di Caserta con Marsura dal primo minuto al posto dello squalificato Bocic. Dobbiamo avere la forza di considerare che ogni partita dobbiamo dimenticarci quella precedente, sia che quella precedente possa essere andata in maniera positiva, sia che possa essere andata in maniera negativa, e cercare di ragionare sul percorso che stiamo facendo, sulla crescita che dobbiamo fare, cercando sempre di migliorare qualche cosa che magari si sbaglia nelle gare precedenti e mantenere quello che di buono si fa. Catania Latina, fischio d'inizio domenica alle 16:15, come sempre sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live, un ricco prepartita di mezz'ora, il commento con collegamenti dal Massimino durante il match e poi il post gara con le interviste ai protagonisti.
Adesso il Messina è impegnato a Potenza contro il Sorrento nella settima giornata di campionato di Serie C. I giallorossi cercano punti in trasferta dopo il successo contro l'Avellino e l'eliminazione in Coppa Italia appunto ai danni del Catania. Sergio Golosi. Chi è reduce dalla prima vittoria in campionato contro chi invece la insegue, chi cerca conferme contro chi vuole rilanciarsi. Sorrento-Messina è tutto questo, ma anche la prima sfida salvezza della stagione. Il Messina ci arriva con maggiori certezze dopo la vittoria sull'Avellino, mentre i campani hanno raccolto più consensi che punti. Saremo sciocchi, ma veramente molto piccoli, se avessimo l'ausilio nella testa di sottovalutare il Sorrento solo perché magari ancora non ha vinto una partita. Sorrento per me è la squadra che gioca meglio di tutti a calcio, ha raccolto meno rispetto a quello che ha prodotto dentro al campo, ma sono convinto che verrà fuori. L'unico assente è Polito, fermato per un turno dal giudice sportivo. Convocati Franco e Giunta, confermato l'11 di domenica scorsa contro l'Avellino. Adesso abbiamo la fortuna di poter anche reintegrare Giunta oltre che a Franco, e quindi anche se non sono in una grandissima condizione, però sono uomini che possono dare sempre quel qualcosa in più. Si gioca a Potenza per l'indisponibilità dello Stadio Italia e questo potrebbe essere un fattore positivo per i giallorossi che negli incroci con il Sorrento hanno perso ben 8 volte in 12 precedenti, vincendone soltanto 1. La giornata finisce qui, vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione su Antenne Sicilia ritornerà alle 13:30. Nel frattempo vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.